Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda della coppia di anziani i cui due figli sono residenti, uno in Germania e l'altro in Toscana, trovata morta dalla nipote preoccupata perché a diverse chiamate telefoniche nessuno aveva risposto ieri sera a Favara all'interno dell'abitazione nella quale risiedeva. La donna presentava una ferita alla testa e il marito è stato trovato riverso sul letto. Da una prima ispezione pare che l'uomo fosse deceduto a seguito di un malore e che la moglie, probabilmente accorsa per soccorrerlo o chiamare qualcuno per aiuto, sia scivolata sbattendo la testa contro un ventilatore, procurandosi la ferita e poi scivolando sul pavimento. La morte sembrerebbe risalire a circa 3 giorni addietro. Intanto, come detto, è stata aperta un'inchiesta che andrà avanti per acquisire nuovi particolari che possano spiegare come siano andati i fatti.